Infiltrazioni della criminalità organizzata, l'allarme della Guardia di Finanza del Veneto nel giorno del 246esimo anniversario della fondazione. Gli accertamenti sulle nuove imprese nate durante il lockdown sono inquietanti. Dopo l'ordinanza sulle case di riposo, la Regione studia quella sul trasporto, sì alla mascherina, no ai distanziamenti che metterebbero a repentaglio la capienza dei mezzi. La prevenzione è l'unica arma contro il virus, le parole del professor Baldo, uno dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Per il vaccino ci vorrà almeno un anno. Si è spento a 100 anni Aldo Toniana, storico imprenditore del Veneto e della Marca, un passato da partigiano alla guida degli industriali trevigiani negli anni 80, avversario di Gentilini nel 94. C'era Ermanno Boffa, marito della figlia di Gilberto Benettone, alla guida della Porsche, schiantatasi a Montebelluna contro l'auto di servizio della Postina, morta dopo alcuni giorni di agonia. Tragico incidente a Lignano, 48enne di San Michele a Tagliamento perde la vita dopo aver perso il controllo della sua moto. Il coronavirus ha colpito duramente il settore dell'automotive in Veneto, la conferma dai dati sull'immatricolazione a maggio, meno 42% rispetto al 2019. Bentrovati telespettatori di Antenna 3, l'emergenza economica in primo piano per questa edizione regionale, perché c'è un serio rischio di infiltrazioni mafiose sul tessuto economico imprenditoriale della regione. È un vero e proprio allarme quello che è arrivato oggi dalla Guardia di Finanza del Veneto. Il nostro paese è imbarcato su un Titanic dove nessuno oggi può pensare di salvarsi da solo, o ci si salva tutti, ovvero si finisce tutti a fondo, anche se siamo su un Titanic che era considerato inaffondabile. La storia la conosciamo tutti. Non usa certo parole di circostanza il generale Giovanni Mainolfi, comandante della Guardia di Finanza del Veneto, nel giorno in cui si festeggiano i 246 anni dalla fondazione del Corpo. Non c'è tempo d'altronde per le formalità, l'emergenza economica morde e quello di infiltrazioni mafiose, usura, riciclaggio, più che un rischio è una certezza. A raccontarlo un paradosso statistico. Pensate che nei 90 giorni, dal 5 di marzo al 5 di giugno, sono state costituite nel Veneto oltre 4.000 ditte individuali e oltre 1.000 società. E fino a qui, tutto sommato, ci può stare questo dato, perché è una tendenza che grosso modo è fisiologica anche con gli altri anni. Ma l'anomalia dove sta? Sta nel fatto che in questi 90 giorni tutti eravamo chiusi in casa. Le prime verifiche raccontano spaccati inquietanti, circa 300 i profili problematici già individuati. Sono soggetti che hanno dei precedenti specifici per reati fallimentari, per riciclaggio, per usura, per estorsione, per bancarotta. Bene. Evidentemente questi non sono degli stinchi di santo, evidentemente, dico con tutta la prudenza del caso, naturalmente con un pizzico di ironia anche, sono soggetti che evidentemente si stanno predisponendo, si sono apparecchiati una tavola per partecipare a un banchetto, che sarà il banchetto delle risorse che lo Stato metterà a disposizione. Da qui il coordinamento con prefetture e associazioni di categoria per individuare il marcio e blindare l'economia legale in un periodo che ha fatto cambiare pelle anche alle fiamme gialle venete. Il nostro core business in questa fase è stato quello di salvaguardare l'economia legale da quei soggetti che illecitamente con ogni mezzo hanno tentato di approfittare della situazione. Altro fronte, il rispetto delle norme anti-Covid, 8.000 i controlli, 1.400 violazioni contestate, di queste 360 di natura penale, e poi l'attività sulla riapertura con la verifica dei codici Ateco. Più in generale nel corso del 2019 la Guardia di Finanza del Veneto ha eseguito 38.000 ispezioni, oltre 1.000 i reati fiscali, 40 arresti, il valore dei beni sequestrati è di oltre 60 milioni di euro. Oggi i nuovi fronti con il virus che ha contagiato l'economia sana e anche qui pare di capire il vaccino non è ancora pronto. Dopo l'ordinanza sulle case di riposo, la Regione del Veneto studia quella sul trasporto pubblico e privato, sì alla mascherina, no ai distanziamenti, la filosofia.
I fronti aperti sono due: trasporto pubblico e privato, ma prima di arrivare a un'ordinanza la Regione ha inviato le bozze al Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Il tema del resto è delicatissimo, soprattutto se si guarda a settembre. Da un lato il ritorno a scuola, dall'altro la spada di Damocle di un nuovo contagio, tutto da decifrare. Ovvio è che questa è un'ordinanza più impegnativa perché comunque va a cozzare con DPCM, perché vorremmo portare la filosofia del fatto che si possano caricare e quindi far accomodare nei treni piuttosto che nei pullman persone pari alla capienza del mezzo senza riduzioni purché abbiano la mascherina, quindi come accade in giro per l'Europa. Insomma, la Regione non vorrebbe nessun dimezzamento dei posti, come invece indicato dai provvedimenti del governo, con il rischio di aprire un nuovo fronte con Roma, come se non bastasse quello caldissimo delle elezioni, con le forze del centrodestra nazionale che hanno ufficializzato il proprio sostegno a uno Zaia a terra. Quanto al diretto interessato, la reazione è cauta. Due però i punti fermi: Election Day e autonomia. Domanda: si va a votare? Perché a tutt'oggi non è fissata la data del voto. Come voi sapete che far commenti in assenza di data del voto si rischia di sprecare fiato. L'abbiamo dimostrato in tutti questi mesi e abbiamo avuto ragione. Per quanto riguarda l'autonomia, confermo che l'autonomia è una condizione sine qua non per la prossima amministrazione. Nel frattempo si sta raggiungendo quota 900.000 tamponi con un indice del contagio che resta tra i più bassi in Italia, ma non basta certo per cantare vittoria. Rispetto agli assembramenti continuo a dire che il virus c'è, e se poi sono pezzi di virus o virus ancora con alta virulenza ce lo diranno i laboratori, ce lo diranno gli scienziati. E una curva epidemica sotto controllo è la miglior garanzia per un turismo che riparte davvero. Con il piano di comunicazione della Regione in partenza sia a livello interno che internazionale, i più corteggiati, inutile dirlo, i tedeschi. La prima comunità è quella tedesca, che è quella nella quale, pensate, andremo nella TV principale, adesso non chiedetemi il nome, andremo nelle previsioni del tempo, che porta bene, no? Perché da noi c'è sempre il sole. E a proposito di elezioni regionali, il centrodestra è unito in Veneto, l'abbiamo detto, a sostegno di Zaia, ma tra Lega e gli alleati serve un patto da sottoscrivere. I più felici in Veneto per l'accordo siglato dalla triade Salvini-Meloni-Berlusconi sono, inutile dirlo, Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché nella regione dominata dalla figura di Luca Zaia la corsa solitaria del Carroccio non era per nulla un'idea peregrina. Nessun compromesso con alleati, situazione ideale che faceva gola alla Lega. Ma la strategia nel Veneto viene sacrificata sull'altare delle altre realtà regionali, dove gli equilibri sono più difficili, e anche del caso Venezia, dove il sostegno a Brugnaro è l'unico possibile senza rischiare. E allora centrodestra Veneto unito con Zaia, nonostante tutto. Le polemiche di questi giorni sono quindi dimenticate? Un po' le tensioni di questi giorni? Ma non lo so, è stato sottoposto un documento e voglio dire, per siglare un accordo si stila un documento, si mettono giù tutte quelle che sono, perché voglio dire, sull'autonomia sono caduti molti governi in passato, la Lega è rimasta più volte scottata. Insomma, la Lega è perentoria, stavolta niente tentennamenti. Punti chiari, di modo che quando quel documento è firmato non resta altro che farla l'autonomia e quindi non ci sono più interpretazioni. Quindi per noi questa non vuol dire non avere fiducia nel partner di governo, vuol dire semplicemente avere un documento che dice chiaramente quando si va al governo cosa bisogna fare e come bisogna farlo e con che tempi bisogna farlo. Il partito di Giorgia Meloni getta acqua sul fuoco, mai stata in discussione l'autonomia, anche se l'eco degli strali dell'assessore regionale Roberto Marcato non si è ancora spenta. Partito centralista, tuonava il bulldog del Carroccio Veneto qualche giorno fa contro Fratelli d'Italia. E anche oggi che l'accordo c'è, sembra poco convinto. Dal canto suo, il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto puntualizza: patto sì, ma patto che deve essere completo. Che non contenga solamente l'autonomia. Se è un documento che parla anche di federalismo, che parla anche di presidenzialismo, io sarò il primo dei sottoscrittori, ovviamente. Insomma, tutto da mettere ancora nero su bianco e una strada appena cominciata verso le urne per il centrodestra. Credo che questo sia un accordo che si siglerà, ma che non sarà solo sull'autonomia. Credo che ci saranno anche altre parti importanti che costituiranno poi un documento programmatico, ma anche e soprattutto il programma, che è quello che la gente vuole vedere.
E ritorniamo a parlare di Covid-19. La prevenzione è l'unica arma contro il virus. L'ha dichiarato oggi durante il punto stampa a Marghera il professor Baldo, ospite per l'appunto di Zaia. Per il vaccino, ha detto, ci vorrà almeno un altro anno. Mai dimenticarsi presidi, mai dimenticarsi i distanziamenti, anche perché il concetto rimane sempre lo stesso. Abbiamo pochi casi, quindi riduciamo la probabilità. Siamo all'aperto, riduciamo la probabilità, ma il rischio zero non esiste. Ospite del presidente Zaia nel punto stampa quotidiano il professor Vincenzo Baldo, ordinario di igiene e medicina preventiva e componente del Comitato Tecnico Scientifico Veneto, che ha evidenziato come la prevenzione al momento sia l'unica arma per contrastare un virus così aggressivo, continuando ad adottare tutte le misure di protezione. Sono quelle che ci stanno in qualche modo salvando da quello che è la diffusione. Infatti abbiamo visto un'ottima riduzione del numero dei nuovi casi, almeno nel Veneto, e di conseguenza questo è quello che dobbiamo continuare a fare fino a che non avremo quello che speriamo tutti, che è il vaccino, che arrivi il più presto possibile. Ma anche la scienza ha i suoi tempi. La scienza corre, sta cercando di arrivare in tempi veloci, perché a mio ricordo la produzione di un vaccino in tempi così brevi veramente non ha uguali in questo momento. Ovviamente abbiamo poco tempo, quindi è questo l'aspetto che mi spaventa tra virgolette di più, perché i tempi sono veramente limitati. L'altro aspetto è che una volta che lo abbiamo, vi ricordo che deve essere approvato, vi ricordo che deve essere prodotto e vi ricordo che deve essere somministrato e deve raggiungere quello che è l'herd immunity, quindi ci sono dei tempi tecnici che mi fanno prospettare a un anno prossimo per avere un qualcosa che mi dia una risposta dal punto di vista di herd immunity. E in linea con quanto dichiarato dal professor Baldo proprio dall'azienda farmaceutica Sanofi arriva l'annuncio che già nel primo semestre del prossimo anno potrebbe essere approvato un vaccino per poi diventare disponibile nella seconda parte dell'anno. Profondo cordoglio in tutto il Veneto per la morte di Aldo Tognana. Per dare una spinta sono qui a disposizione e sarebbe, credo, il miglior risultato che abbiamo potuto ottenere da questi mondiali. Aldo Tognana in un'intervista sui mondiali di ciclismo del Montello di 35 anni fa. Un volto e una storia che questa mattina si è interrotta nella sua casa di Sant'Antonino, a ridosso della fabbrica di famiglia. Aldo Tognana si è spento pochi mesi dopo aver tagliato il traguardo dei 100 anni, il 12 marzo scorso. Un cognome storico per Treviso, i Tognana, giunti nel 1775 dalla Svizzera per produrre mattoni con l'argilla dei campi a sud della città. Clarimbaldo, ma per tutti Aldo, era appena diventato ingegnere civile a Padova quando scelse di fare il partigiano nella Seconda Guerra Mondiale, diventando capo della brigata partigiana Treviso. Nel 1946 fondò col fratello Alessandro la ceramica tognana, con la produzione di stoviglie, piatte e tazzine che ancora oggi sono presenti in ogni casa trevigiana. Ma Aldo Tognana ha sempre alternato il suo impegno imprenditoriale con quello civile. Giovane consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana durante la ricostruzione, prende le redini dell'Associazione Industriale di Treviso negli anni '80. La sua imprenditoria ha sempre tenuto conto della forza lavoro, in quell'ispirazione che lo riconduceva al senatore del Regno Graziano Appiani. Certo, altro industriale, un'altra epoca, ma identico settore e soprattutto attenzione alle maestranze. Fare sempre qualcosa per la sua gente. E un esempio sono i mondiali di ciclismo, che contribuì a portarle nell'85 sul Montello. Quando nel 94 anche a Treviso tramontò la Democrazia Cristiana, decise di candidarsi sindaco, temendo una voragine di valori. Industriale appoggiato dal centro-sinistra, si scontrò con il vento nuovo della Lega e l'amico avvocato della Cassa di Risparmio Giancarlo Gentilini. Ci fu un vero e proprio ring alle piscine comunali, dove però non volle indossare i guantoni davanti a quello che diventerà lo sceriffo di Treviso. Per lui la politica era un'altra cosa e per questo in seguito preferì rimanere sempre dietro le quinte, salvo per ricordare l'impegno partigiano per la Repubblica e i valori della Costituzione. Perché noi parliamo tanto, ma non è che abbiamo una società che funzioni bene, deve cambiare tante regole.
E torniamo a occuparci del dramma di Montebelluna con la postina morta a 4 giorni dall'incidente dopo l'investimento da parte di una Porsche. Oggi si apprende che alla guida dell'auto c'era Ermanno Boffa, marito di Sabrina Benetton, figlia di Gilberto Benetton. La notizia è stata diffusa in anteprima dal sito Dagospia. Adesso le indagini dovranno accertare le responsabilità e la dinamica esatta dell'incidente. Evelina Federico, 41 anni, è morta 4 giorni dopo il terribile incidente giovedì scorso lungo la Feltrina all'altezza dell'incrocio con via Argine, via Caltrevisana, alle porte della zona industriale. Lo schianto ha visto coinvolte per l'appunto 2 autovetture, una Porsche Panamera e una Fiat Panda di proprietà di Poste Italiane. Oggi questo nuovo inedito risvolto. E c'è stato un incidente mortale nella notte a Lignano, a perdere la vita un uomo di San Michele al Tagliamento. Ha perso il controllo della moto, una Harley, volando a 50 metri di distanza mentre rientrava nella sua casa di San Michele al Tagliamento. Così la notte scorsa a Lignano Sabbiadoro è morto Cristian Pizzolitto, aveva 48 anni, dopo aver subito un violento trauma cranico. Secondo la ricostruzione, Cristian avrebbe perso il controllo della moto nei pressi della rotonda del municipio, volando sull'asfalto. È stato un passante verso le 3 a notare il corpo e poco distante la motocicletta. Sul posto sono giunti i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del Centauro e gli agenti della polizia locale per i rilievi. Grande appassionato di rugby, il 48enne aveva allenato la squadra di Malafesta di San Michele. Anni fa era stato anche addetto alla sicurezza nei locali notturni della zona. E un gravissimo incendio è divampato a Padova, il bilancio è di 3 feriti. Un appartamento distrutto dalle fiamme, altri 2 danneggiati e 3 persone in ospedale. È il bilancio di un incendio divampato in un condominio di via Tripoli a Padova, in un appartamento al 3° e ultimo piano di una palazzina. 3 persone sono state evacuate con l'autoscala e prese in cura dai sanitari per aver respirato del fumo. I vigili del fuoco per oltre un'ora hanno sparato acqua nell'appartamento da una finestra. Erano arrivati con 2 autopompe, l'autoscala e successivamente con il rinforzo della squadra di Abano Terme, con oltre 20 pompieri coadiuvati dal funzionario di guardia. Hanno circoscritto e spento il rogo che ha completamente distrutto l'appartamento. I vigili del fuoco, entrati per primi nell'appartamento di fronte a quello dell'incendio, invaso dal fumo, hanno prima individuato una signora anziana di 82 anni, portandola nel poggiolo esterno, e poi il marito 84enne che si trovava in un'altra stanza completamente piena di fumo. I 2 anziani sono stati poi evacuati con l'autoscala, mentre il proprietario dell'appartamento da dove è divampato l'incendio è stato portato giù attraverso le scale. Tutti e 3 sono stati trasferiti in ospedale. L'intervento in forze della squadra dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che l'incendio si estendesse all'intera palazzina. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incendio. Il Covid-19 ha colpito molto duramente tutto il settore dell'automotive in Veneto, e a confermarlo sono i dati relativi all'immatricolato delle autovetture di maggio, meno 42,25% in regione rispetto al maggio dello scorso anno, con 8.115 vetture immatricolate rispetto alle 14.052 del 2019. Negativa anche la variazione del cumulato gennaio-maggio, meno 51,45%, maglia nera a Venezia meno 46%, segue Vicenza, Verona, Rovigo, poi Treviso e Padova. In provincia di Belluno il minor calo di immatricolazioni tra maggio 2020 e maggio 2019, meno 32,8%. Parliamo adesso di personale sanitario. C'è un allarme che arriva dal sindacato Nursind e carenza infermieri. Non solo medici, alla sanità vicentina servono anche infermieri. È l'allarme lanciato dal sindacato di categoria il Nursind a metterla a nudo proprio la pandemia, che ha costretto a scorrere tutte le graduatorie pur di trovare personale infermieristico. Ora più che mai serve un nuovo bando. A Vicenza mancano almeno 40 infermieri per dare seguito alle indicazioni regionali di ampliamento degli organici. Adesso è necessario che l'azienda Zero bandisca dei nuovi concorsi in modo tale da poter coprire anche i fabbisogni
bisogni nuovi che sono emersi, perché aprire nuove terapie intensive o essere pronti per nuove terapie intensive vuol dire avere necessità di personale qualificato. Se il Covid ha attratto personale infermieristico negli ospedali, ha di fatto lasciato sguarnite le case di riposo, denuncia Uripa, l'Unione Regionale Istituti per Anziani del Veneto, e l'istituzione degli infermieri di famiglia potrebbe accentuare la crisi, rendendo difficile la gestione sanitaria delle strutture residenziali. Per il Nursind serve riformare il contratto infermieristico, oggi con inquadramenti generici rispetto a mansioni e ai tempi in cui viviamo. Con il passaggio finale in aula del Consiglio regionale è diventata a tutti gli effetti legge la proposta promossa dall'assessore alla difesa del suolo Giampaolo Bottaccini, intitolata Prime disposizioni in materia di grandi derivazioni a uso idroelettrico. Dopo l'approvazione in sede redigente da parte della Commissione consiliare competente, oggi l'Assemblea di Palazzo Ferrofini ha votato a maggioranza il testo definitivo della normativa. È una svolta epocale, afferma Bottaccini, perché con questa legge viene sancito l'obbligo per i titolari di grandi derivazioni idroelettriche di fornire ogni anno a titolo gratuito alla Regione 220 kWh di energia elettrica per ogni kilowatt di potenza nominale media di concessione. Risorse importanti, quantificabili in diversi milioni di euro, che potranno essere destinate al territorio per coprire specifiche necessità. La legge infatti prevede la fornitura di energia, ma anche, su eventuale indicazione della Giunta regionale, la possibilità di monetizzare il valore equivalente di tale energia. Andiamo adesso sull'altopiano di Asiago. Bene il turismo, bene le prospettive. La ripresa c'è e si vede sull'altopiano di Asiago, dove la prima domenica d'estate ha segnato un boom di presenze nelle vie del centro storico, con moltissimi turisti attirati come ogni terza domenica del mese per tutta la stagione dalle bancarelle del mercatino dell'antiquariato. Sta crescendo anche nella qualità degli espositori e questo sta divenendo un veicolo di attrazione per molti turisti che vengono dalla pianura. Questo ci dà soddisfazione perché crediamo che investire su manifestazioni di alto livello aiuti anche a sostenere il turismo, come si sta verificando in questi ultimi anni, in cui gli arrivi e le presenze da Asiago sono in costante aumento. A sorridere sono anche i proprietari di appartamenti, spiega il primo cittadino di Asiago. Abbiamo il tutto esaurito negli appartamenti per vacanza, meno presenze negli alberghi perché evidentemente la gente cerca soluzioni molto più vicine a quelle della propria abitazione, per motivi di sicurezza, per motivi igienico-sanitari, per il mantenimento del distanziamento. Siamo solo all'inizio di una stagione segnata all'avvio da molti timori e restrizioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, i margini per migliorare ci sono ancora e nelle prossime settimane potrebbero crescere le prenotazioni in tutte le strutture ricettive del comprensorio. Vi ricordo in ultima battuta la nostra rubrica Bimbi in TV. Potete continuare a mandarci i vostri video al numero 351 1755 340, non delle semplici foto come diciamo sempre, ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. È tutto anche per questa sera, adesso ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Bentrovati al Meteo. Esplode l'estate sul nostro territorio, non ci sono perturbazioni in arrivo e l'alta pressione assicurerà un'altra giornata di bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto, le previsioni di mercoledì 24 giugno ci dicono che sarà una bellissima giornata di sole, cielo poco nuvoloso con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Solamente al pomeriggio non si escludono in montagna degli acquazzoni improvvisi, i cosiddetti temporali di calore tipici della stagione estiva. Temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, bel tempo anche qui con qualche rovescio nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature minime fino a 20 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Non cambia lo scenario sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime invece fino a 29 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.